Buonasera, ben chiatata a Gnovis. In Friuli Vignesi Giulia un'impresa su 5 è a pericolo de per via dagli aumenti di Presit Energetics, a segnalarlo all'Ufficio Studi Nazionali di Confartesanati Impresis, che sclaris che sempre di più le aziende che adoprano gas e energie elettriche approvino di autoprodusi. Implants fotovoltaics, l'ha commentato Nicola Serio, curatore dal Scandai, sono cresciuti in regione in designs di 6 volti, passando da 1083 a 6303. Confartesanati Impresi Sudin, alla sclarito il presidente Graziano Tilati, alla sperimentato la importanza di sviluppare progetti di sistemi attraverso il Banco Energie, create e promovuti di design sin da ora. Gli occupati in tal settore di implantistiche in regione sono più di 6.000 per 2.373 aziende artesanis. Sono 82 le vittime dome in Friuli Vignesi Giulia di incidenze stradali in tal 2021, un numero tanto alto, quasi il doppio, appena dai numeri dal 2020, all'eccettante che al su dal report dall'Istat su incidenze stradali per l'anno passato, che in nostra regione sono state 2.970. In totale feriti sono stati 3.712. Dati dal sicuro in crescita appena dall'anno di prima, segnati lockdown e limitazioni alla circolazione, ma che in tutto caso a fase in ben sperare riguarda educazione, sicurezza stradale. In tali ultimi designs, di fatto, i decessi e incidenza sono calati un'evore. La plupart da incidenze stradali è capitata sulle strade urbane, ma sono anche incidenze che in proporzione hanno causato manco il vittimis. Mortalità più alte per incidenze su strade extraurbane e su autostrade, dove che in media si verifica una vittima ogni 12 incidenze. La Guardia di Finanza ha sequestrato un carico di 75.000 tox di vestiari che presentava certificati farlox di produzione. I vestiti, tutti prodotti in Bulgaria, Albania e Tunisia, avevano sulle etichette la scritta Made in Italy e a ieri in presenza anche curdelis e stricchi tricolors. I militari desplamizzali hanno fermato il camion che veniva da Bulgaria tra i caselli di Puar e San Stin di Livence, sequestrando la chiama e denunziando 6 persone. Di che sequestri sono saltati perquisizioni in più di 400 botteghi in Italia, clienti ignoranti delle chiese di moda bresciane indulà che ieri in direzzi tox alterati. Una schiassata di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata a S242 di Cestegnot, l'epicentri, segnalato in prossimità di Fordisot, è stata registrata a una profondità di 14 km. Date la profondità dall'epicentri e la ore, sono stati pochi gli esclamati a vigili dal fuoco protezione civile. Non si sono registrati né dams e neanche feriti. Alle scominciate in commissione il viaggio amministrativo dell'EC di stabilità della regione, la manovra più importante dagli ultimi signs, con più di 5 miliardi di euro. La stabilità di quest'anno è passa di più di 300 milioni che dall'anno passato e è l'ultima manovra finanziaria che sarà approvata di lungo dal percorso di queste zonte Fedriga, che però ha annunziato già la ricandidatura alle selezioni dal 2023. Emanuele Scarello, chef d'Ostellis Michelin, l'ha avuto dal sindac di Udin, Pietro Fontanini, il sigil de città. Le motivazioni de consegna, al disse il primo cittadino, sono basate sulla notorietà che ha dato a Udin con la sua cucina. Sigil de città di Udin a Emanuele Scarello. Perché è importante questo riconoscimento? Perché io sono nasciuto, sono di Godie e la mettiare e ha dato un sapore più bello, più bello. Anche quando al prepare
i suoi plus, alpense sempre e tradizioni locali, ma anche rivisitarle. Io penso che la tradizione è un alc che rivenga a scrivere ogni idea su una pagina tutte bianche e l'inquistri alle quel dal nostri territori, alle quel dai nostri prodotti. Ecco, così possiamo fare una bella storia. Il sigillo di città ha un personaggio che si è fatto conoscere a Torpa, al Monte. Si è fatto conoscere, ma l'ha fatto conoscere anche il nostro Friuli, l'ha fatto conoscere i nostri splas, i nostri robi buinis. Perché anche il Friuli, come altre realtà in tal monte, propone robe interessanti. E Mondone Scarello ha saputo valorizzare i nostri prodotti. E questa è una roba importante, perché ho bisogno di persone come lui, che tengono in alto le storie e anche le qualità delle terre furlane, perché non viene nulla di manco di chi altro, sono anche noi robe importanti. Lui è un 2 stelle Michelin, quindi una persona che ormai è conosciuta dal monte e che ha fatto conoscere il Friuli, e in particolare la città di Udine a tante inte. A son più di 440 le tonelladis di geners alimentars metuzza ad un dal Banca Alimentare in Friuli Vignesi e Giulie, une poi pratiche ai sfameis in difficoltà, aumentadis di là di un centenare a pet dal 2021, tant che conte Clara Braidotti dal Banca Alimentare. E è stato un successo, tanti generi alimentari sono portati qui dal centro di Pasian di Prato. Sì, e là è un evore ben, le collette perché abbiamo veduto e le partecipazioni di tanti di loro sono ridotti volontari dai negozi e anche abbiamo veduto le solidarietà dei furlans proprio anche queste volte. Che sono arrivati alimenti di tutte le tipologie e sono ridotti a lunga conservazione perché abbiamo bisogno di robe che stanno al magazzino e che vedi il tempo dopo di essere trasportate alle nostre associazioni che vedono di che hanno bisogno. E al preoccupa però il numero di persone che hanno bisogno? Sì, è preoccupa perché in questo mese del 2022 abbiamo veduto un aumento di che domande e sono ridotte persone e famiglie che sono cadoglie di noi, ma anche dopo i profughi ucraini e che persone che magari anche fino a questo momento arrivavano a far fronte a delle emergenze come magari le bollette alte o altre robe o gli aumenti dei prezzi, ma che come magari esbrissino in un livello più soldi in cui o mangi bene o paghi che hanno di pagare, insomma. Non molin di meravealis termis romanis di Aquilè, che culis campagnes di sghiav de Università de Studis di Udin a Tornin a elus dal Soreli. Dal terren che ste volte son emerzuts doi new ambients, une aree mosaicade che ospitave fontanis e statuis di là di une grande vasche di 20 metri di diametri e l'abside de aree clamade calidarium dedicate a aghe chialde e ai bagni di vapore. E gli è venuto su anche par de strutture interne complesse d'estermis che portava l'aria chialda dai forze esternis fin sotto ai piscinis, in mood calaghe e fos sempre a temperature giuste per gli aquileies. Wendy Schmidt, vincitore de ultime barcolane, e ha deciso di donare $100.000 a aree marine protette di Miramare, gestite dal WWF. L'obiettivo de donazioni, a fatto sapere Schmidt, è quello di fare in devan l'attività di divulgazione e di tutela dall'ambiente marino. Di là dai ringraziamenti delle aree protette dal WWF ai benefattore è arrivato anche il grazie dal presidente barcolane Mitja Gialuz. E per queste sere alle 2 Gnovis al torne domani. Buone serate e mandi!